Disamistate significa lotta, inimicizia fra due famiglie o gruppi di famiglie. Una delle disamistadi più famose è stata quella tra i Kossuth e i Corraine, che durò dal 1905 al 1927 con innumerevoli fatti di sangue e uccisioni. Battista Corraine, detto Zoeddu, fu al centro della disamistade. Preso dai carabinieri, e pur essendo ammanettato, riuscì a scappare e restò 30 anni alla macchia. Zio Battista. Zio Battista Corraine? Sì, Battista. Giovanni Battista. Ci sono altri Battista nella sua famiglia? No? Solo lei? Sì. Ma i Corraine sono tanti. Sì. È una famiglia importante. Io ne ho sentito parlare fin da quando ero bambino. Sì. Quanti anni ha lei? Quanti anni? Quantos anno? 91. 91. È sempre stato orgosolo? Sì, Tutta la vita? tutta la vita. Su monte, su bestiame, Campagna? campagna, sì. Sulla foresta, sì. Sì. E nel sopramonte anche, no? Anche sopra monte. A Musirà un mese da Sartes, Sì, mentre mangiavo questi spolli, questi maiali. sì. E sono andato per i 30 all'andio, e sono andato fino a su Montesigna. A su Montesiui, a su Battorano, a Ossassa, a Orane, a Ustisi, a Medallosa. Ma sempre da queste parti? Sì, sì, andavamo su, barravamo su 2 o 3 mesi, tempo di Salande, tornavamo all'Unosti.